Oggi ho dimenticato il bastone, sarà Giovanni a fare il mio bastone. Giovanni, aiutami, vieni, che dobbiamo intervistare quest'altro Giovanni. Giovanni Burgio! Ehi là! Ehi là, ciao! Bene, ciao, bene, come va? Come va? Siamo qua. Perciò, allora, Giovanni è uno degli attori pure più anziani della nostra compagnia. Ora di pensione. Più esperienti e sempre presenti sin dall'inizio. Perciò parla un pochettino. Molto piacere, molto piacere. Molto lieto. Parla un pochettino di te, Giovanni È Burgio, onorato, chi è? Io sono Giovanni Dobbiamo tenerci per Burgio. mano. Sì, scusi, me l'ero dimenticato, scusi. Giovanni Burgio chi è? Giovanni Burgio è un ragazzo che lavora, il suo hobby è il teatro, la sua creatura è il teatro, però questo volo non vola, però diciamo che ci divertiamo, ci svaghiamo i pensieri in compagnia degli amici. Sembri serio quando Sì, fai. sì, sembro serio. Perciò racconta un po' del tuo personaggio senza far capire la commedia. Cari miei amici, il mio personaggio è abbastanza grezzo, rozzo, è un animale, Ne vuoi dare un accennetto? Ma zumbo va! No ragazzi, no! No! Un terzo mazzo Yuri e Cacarrio! Basta. Avanti, saluta. Pagate i biglietti e venite a vederci. Saluta. Arrivederci all'appuntamento, al prossimo appuntamento. Bravissimo. Dov'è? Lillo, il nostro Lillo. Perciò Lillo ci segue da sempre, fa parte dell'associazione da sempre, però questa è la prima volta che recita. Ci ha sempre aiutato dietro le quinte, ci ha sempre aiutato in sala, è stato sempre presente. Chi è Lillo Giuliana? Calogero Giuliana. Chi è? È un ragazzo che si diverte facendo teatro, mi piace stare con gli amici, questo. Mi piace fare teatro più come un passatempo che come un lavoro. Mentre parla un pochettino del tuo personaggio senza far capire la commedia. Possiamo dire che è una persona che sta bene dal punto di vista economico, però anche lui ha i suoi problemi d'amore. Ok, perfetto, va benissimo Lillo, bene così, saluta. Ciao ciao! Poi la maglietta.